Ed ora parliamo di nuovo ospedale, perché il governatore del Veneto racconta di aver parlato con Sergio Giordani spiegando di non aver imposto alcun ultimatum, ma dicendo si deve fare in fretta. Ho parlato con il sindaco, mi attendo una decisione. Lasciamo ancora modo di vedere le carte, perché voglio ricordare che il percorso non è che qui stiamo facendo un dibattito, io lo voglio vecchio sul nuovo dove c'è il vecchio e l'altro lo vuole nuovo da un'altra parte. Siamo arrivati alla condizione di dire va realizzato nuovo su un'area nuova, semplicemente perché il tavolo tecnico dell'università, la regione, l'Istituto Oncologico Veneto, l'azienda ospedaliera, il comune di Padova, la provincia di Padova hanno definito in base ai dati dei tecnici che la soluzione più competitiva è farlo nuovo. Il sindaco Giordani è pronto a spostare il sito del nuovo ospedale e a rinunciare all'ipotesi nuovo su vecchio qualora venisse dimostrato che non è una strada percorribile. Ragionevolezza e tempi veloci, lo chiede il governatore Luca Zaia, ma lo chiedono anche i padovani che vogliono una sanità d'avanguardia. Sul nuovo ospedale c'è un piccolo spiraglio. L'importante è che il sindaco decida in tempi brevi, ci viene da dire. Nel frattempo c'è stato un contatto con Luca Zaia. Io non do ultimatum a nessuno, penso che poi c'è la ragionevolezza del fatto che bisogna comunque decidere. Comunque il sindaco di Padova già potrebbe darci una risposta, se si dà Padova Est oppure no. Giordani dice di voler decidere entro Natale. Speriamo che la decisione non venga rimandata, visto che da anni ormai la politica padovana sembra allungare i tempi. Dal governatore Luca Zaia intanto parole chiare dirette al sindaco.